Allora, prima di aggiungere qualche cosa, volevo anche un attimo poi accennare brevemente con Daniele Tronco, quindi vi spalleggiate un po' la parola. Per quanto riguarda la notizia che aveva destato curiosità ma anche allarmi in alcuni telespettatori, il discorso di Boeri, il presidente dell'Inps, che aveva detto che avrebbe previsto una decurtazione della pensione per coloro che vivono all'estero. Peraltro ci si è dedicato anche parecchio spazio nei media nazionali a questo tema, proprio perché ha destato allarme. E com'è la situazione per quel che vi riguarda? No, beh, lì il tema è, Boeri solleva una questione, dice sostanzialmente, molto brevemente, abbiamo dei pensionati che hanno scelto di risiedere all'estero, io a questi pensionati riduco l'assegno previdenziale. Ovviamente detta così è una buttata, perché il diritto della pensione si è costruito nel corso del tempo e non è che perché io vado ad abitare alle Maldive... Esatto. Magari ma perché lo fanno per necessità, perché non riescono a vivere insomma, qui. per motivo lo fanno per molte questioni, anche perché in molti di questi paesi il costo della vita è più basso, eccetera. E quindi, poi ha precisato, insomma, ha recuperato la buttata, perché poi lui è molto protagonista, insomma, eccetera. Ha precisato che lui intendeva solo le prestazioni sociali, perché i trattamenti pensionistici possono essere in determinati casi integrate da prestazioni che lo Stato riconosce come prestazione sociale, quindi è un'aggiunta che lo Stato... Ecco, in questo caso, però diciamo che poi vedremo se nella finanziaria ritorna il tema. Sicuramente noi pensiamo che non si possa partire dal dato, anzi non è possibile secondo noi dal punto di vista legale, prevedere riduzione dei trattamenti derivanti da versamenti fatti, insomma, perché lì si costruisce un diritto, diciamo, che non è rimovibile così poi in Italia tutto è possibile, però diciamo che non è semplicemente con un atto, diciamo, unilaterale dell'Inps. Assolutamente. Maria Pistorello, deve aggiungere qualche cosa? Sì, voglio fare un appello ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, perché chi di loro è pensionato, ha una pensione che è intorno ai 500 euro o di poco superiore, o fino a 750 euro mensili lordi per quanto riguarda invece la 14ª, se hanno superato i 60 anni, dicevo, di venire nelle nostre sedi, che vediamo se per loro sussiste il diritto, che può andare, perché dai 60 ai 64 anni di età si ha diritto a 25 euro erotti al mese in più, ma con l'andare poi, con l'aumento dell'età, a partire dai 70 anni si ha diritto ad avere più di 100 euro al mese sulla pensione. E ci sono anche gli arretrati. Contanti, certo. Esatto. Allora, per i nostri iscritti, naturalmente facciamo l'appello a tutti i nostri iscritti, ma anche a coloro che non sono iscritti, e speriamo che vengano a infoltire la schiera di iscritti allo SPI-CGIL, perché poi abbiamo bisogno anche di essere in tanti, proprio per poter poi mettere in campo queste cose e farle in maniera efficace per tante persone. Insomma, per raggiungere tanti dobbiamo essere in tanti anche noi. Abbiamo circa 500 volontari in Veneto, ma con più risorse potremo anche essere di più e magari essere presenti anche in sedi dove attualmente magari non possiamo esserci. E quindi questo appello ai nostri ascoltatori. Da questo punto di vista, perché poi Maria Pistorello è anche molto brava, diplomatica, sempre col sorriso sulle labbra, come notano anche i nostri telespettatori, che dice le cose sempre col sorriso sulle labbra, loro si raccaponano la pelle. No, beh, sei una brutta notizia, perché tento di così mitigarla. No, è bravissima. E invece stavolta mi pare che sia bello se troviamo... Sì, però c'è il risvolto della medaglia, che la butto però a tronco, cioè meglio, che fa trasalire giustamente chi ci ascolta. È mai possibile, e qui un po' mi ricollego anche al messaggio che è arrivato, ma è mai possibile, concepibile che allo stato attuale, in uno stato appunto che è capace solo di pretendere, di chiedere, di erogare sanzioni, di metterti il canone in bolletta, così uno lo paga magari 2 volte, perché se ha un garage paga una bolletta, se lo paga di nuovo un altro canone RAI, perché è assurdo veramente. Se uno, giustamente come alcuni pensionati hanno fatto l'osservazione, ha detto: ma io il televisore proprio non ce l'ho, ho la radio, ma è possibile che devo pagarmi sto canone?
pensione, e quindi in uno stato del genere si permetta di fare degli errori di questo tipo. Stiamo parlando un terzo di errori, e quindi voi come sindacato non sono proprio errori, attenzione, per questo voglio chiedere. Sì, sì. Perché allora esistono anche gli errori, per quello ci siamo, e non riguarda solo fino ai 750 euro, perché noi per esempio controlliamo anche le pensioni oltre i 750 euro, perché se un lavoratore viene da noi e ha il sospetto oppure ritiene che la sua pensione non sia stata calcolata correttamente, noi controlliamo, e anche lì abbiamo un progetto che si chiama progetto TE08, che è il nome del modello che viene inviato per fare questa procedura. Controlliamo. Nel caso che stiamo presentando oggi non stiamo parlando di errori, ma di diritti inespressi, perché io ho un diritto, però questo diritto lo devo far valere. Diciamo che questa cosa viene introdotta in questo modo perché si pensa che io potrei avere anche un altro reddito, quindi non aver diritto a quella esenzione. Però l'INPS, con gli strumenti informatici che ha, potrebbe benissimo incrociare le banche dati e dire: guarda che tu hai diritto ad avere questa, perché non tutti hanno questa capacità. Perché ecco, per precisare, qui non stiamo parlando di errori, stiamo parlando di un diritto che potrei avere e che non mi viene riconosciuto. Allora mi attivo. Omissione, allora. Omissione. Lo segnalo. Bravo, bravissimo. Segnalo. Bravissimo, perfetto. Vediamo di rispondere anche al nostro telespettatore o telespettatrice che ci ha scritto. Vediamo se la regia può mettere in onda il messaggio. La mamma è in una situazione Mio padre ha lavorato quando era giovane in una ditta fallita in presenza di amianto. L'INPS non gli riconosce gli anni che ha lavorato lì e deve aspettare ancora un anno per andare in pensione. Come può fare? Grazie. Lo mandiamo al nostro patronato INCA. Dove avrà le risposte proprio precise in questo caso. Perché del diritto all'amianto perché ci sono bisogna avere una certificazione. Sì. Questa certificazione. Però se è fallita l'azienda? Bisogna vedere, insomma, normalmente le aziende che lavorano l'amianto hanno una procedura che devono svolgere per poter vedersi, anche perché ci sono dei termini assicurativi, eccetera. Questo lavoro lo fa l'INCA, il patronato sindacale della CGIL, che sta nelle sedi che abbiamo detto, soprattutto quelle principali, e lì si può, oppure alla categoria, non ci ha detto il telespettatore di che categoria era il signore, se si sa la categoria può andare anche presso la categoria e dire: guardate, questo signore ha lavorato tot anni in questa azienda. Sono già state fatte altre cause per amianto, perché di solito dove ci sono queste situazioni c'è una storicità perché il tema dell'amianto è un tema un po' complicato, perché amianto ce n'è tanto, però sono stati messi dei paletti, diciamo, perché per evitare che ci sia lo Stato ha fatto un'operazione un po'... Va bene, ok, parleremo in un'altra puntata anche di questo. Noi siamo arrivati al termine. Grazie Maria Pistorella di essere stata qui con noi, sempre con i dati tecnici. Ultimo messaggio: il problema viene dal basso. Se la gente preferisce suicidarsi invece di lottare, non andremo da nessuna parte. Una volta si moriva per i diritti, oggi si scappa e ci si ammazza. Io stesso scapperò. Questo è un messaggio conclusivo, quanto dicevamo. Grazie a Daniele Tronco. Per quel che riguarda il discorso della sanità che ci avete chiesto, non abbiamo tempo per parlarne, ma lo approfondiremo martedì sera dalle 21 alle 23 in studio con i nostri ospiti. Avremo anche lo SPCGL, perché anche qui ci sono dei movimenti, dei cambiamenti molto importanti che è bene conoscere e magari dibattere prima che poi diventino definitivi per quel che riguarda la regione del Veneto, e quindi vedremo un po' che cosa bolle in pentola. Vi aggiorneremo e naturalmente voi seguiteci sempre. Grazie di aver partecipato, grazie ai nostri ospiti stati qui con voi, lo SPCGL del Veneto. Grazie a voi, appuntamento a presto.